con l'ingegnere Paolo Giaccon, consigliere provinciale di Padova. Allora, ingegnere, come a tutti i protagonisti di oggi, chiedo riguardo all'e-democracy, come interagiscono le nuove tecnologie e la democrazia? Che rapporto c'è tra di essi? Quindi, secondo lei, in che modo l'innovazione tecnologica può aiutare la democrazia, la libertà o quella che viene chiamata appunto democrazia elettronica? Ma oggi le nuove tecnologie sono strumenti indispensabili per garantire la coesione sociale, i rapporti all'interno della società. Sono strumenti importanti, penso ad internet, ai blog, al commercio elettronico, anche per alimentare il mercato, quindi coinvolgono aspetti fondamentali di quella che è la nostra vita, la nostra esistenza quotidiana. E non vedo perché non debbano essere uno strumento fondamentale anche per garantire lo sviluppo della nostra democrazia. Penso a tante esperienze, non solo a questa che abbiamo qui molto bella in Veneto, ma anche a quella della Gran Bretagna o di altri paesi europei che utilizzano proprio le mail, i blog, le nuove tecnologie per stimolare i più giovani a partecipare alla vita politica, a farsi carico dei problemi delle proprie comunità. E devo dire che l'altra funzione fondamentale delle nuove tecnologie, se vogliamo prendiamo internet come principale così, motore di questa rivoluzione tecnologica, è anche quella di portare un'informazione capillare verso tutti gli strati della popolazione, e il cittadino naturalmente più è informato dei problemi, delle cose che lo circondano, più ha voglia di partecipare ed incidere naturalmente anche dal punto di vista politico. Ma a riguardo mi è venuta una curiosità e vorrei chiederle a lei che è ingegnere. Ieri sul Corriere Segantini parlava del cosiddetto digital divide e l'articolo spiegava come in realtà per il 39% della popolazione del nostro paese il digital divide non riguardi la mancanza di competenze, quindi la mancanza della cosiddetta alfabetizzazione informatica, bensì la mancanza del mezzo, cioè della banda larga. In che modo, secondo lei, si può arginare questo, si può cominciare a risolvere con dei progetti, con delle proposte concrete? Ma io tra l'altro poi sono ingegnere delle telecomunicazioni, quindi ci tengo a fare questa precisazione. La banda larga non è solamente la fibra ottica che possiamo trasportare dal punto di vista fisico da un capo all'altro, ma coinvolge anche per esempio tecnologie radio, tecnologie wireless che danno la possibilità di dare l'accesso a internet anche nel momento in cui il collegamento terrestre inizia a diventare difficoltoso. Da questo punto di vista credo ci debba essere una fortissima sinergia e senso di responsabilità da tutti i livelli istituzionali. Non solo il governo, e mi spiace qui ricordarlo anche con un po' di vena polemica, ma oltre a fare l'ingegnere faccio anche il politico, che ha tagliato questo. Ben venga la vena polemica. Ecco, Siamo aperti a tutte le opinioni. siamo molto preoccupati insomma, di questo governo che ha tagliato questo mega progetto della banda larga che poteva essere motore di sviluppo e di crescita della società della democrazia italiana. Ma accanto al governo anche le istituzioni locali, a partire dai comuni, le province, le regioni, devono attivarsi per garantire questo che ormai è diventato un servizio fondamentale, direi quasi come la copertura radio dei cellulari. Oggigiorno non è più possibile girare in Italia senza avere la copertura del cellulare, oggigiorno nessuno può muoversi o essere in Italia senza avere la possibilità di connettersi immediatamente a internet, anche perché ricordiamolo non è solamente consultare il sito delle notizie, ma è per esempio avere accesso al proprio conto in banca in qualsiasi momento, avere accesso a qualsiasi tipo di informazione, prenotare un viaggio, eccetera. Insomma, ormai è diventato. E l'e-commerce anche. Esattamente. Ma dobbiamo ricordare però a questo proposito che il Consiglio regionale del Veneto, che è presente a Expo Scuola per il secondo anno consecutivo con il suo stand, è stato il primo ad attivarsi in questo senso. Quindi per quanto riguarda l'e-democracy e l'informatizzazione digitale di tutte le informazioni, di tutte le proposte della pubblica amministrazione, è un tema insomma, tenuto in molto riguardo dal Consiglio regionale e proprio per questo ci stiamo anche noi occupando di democracy a scuola, in questo senso. Al di là adesso della polemica politica, però devo riconoscere che il Veneto, assieme ad altre regioni che sono la Lombardia e l'Emilia Romagna,
è un passo avanti, insomma, devo dire che sta dedicando parecchie energie a questo progetto e si è reso conto effettivamente che le nuove tecnologie possono essere non solo uno strumento per semplificare la burocrazia e la vita del cittadino, ma anche appunto per avvicinare poi più giovani alla politica. Insomma, vedevo le visite virtuali del palazzo oppure i giochi elettorali. L'election play, il cosiddetto videogioco virtuale. Senta, a proposito di giovani, dato che qui dietro nello stand sono appesi dei cartellini che sono stati compilati dagli studenti che sono passati qui oggi da noi e che riguardano in qualche modo il tema dell'e-democracy in senso generale e anche in senso più specifico, ad esempio internet come democrazia diretta o ancora e-democracy, libertà, eguaglianza e fratellanza, e appunto ci sono su questi cartellini i pensieri dei ragazzi. Secondo lei, i democracy e giovani è davvero un'opportunità, una realtà? Come si può aiutare, realizzare, implementare? Quindi l'educazione informatica anche nelle scuole. Sì, oggi credo sia una realtà. Mi veniva in mente probabilmente qualche anno fa, se ai ragazzi di un piccolo comune o di una piccola comunità volevano ritrovarsi, non so, per chiedere l'apertura di una sala prove oppure di un luogo dove fare cultura, dove incontrarsi, avrebbero, non so, fatto una piccola manifestazione, avrebbero iniziato a riunirsi e così via. Oggi la prima cosa che fanno i ragazzi è quella di aprire il gruppo su Facebook, di iscriversi tutti al gruppo su Facebook per raggiungere un determinato risultato, dall'apertura alla sala prove alla, per esempio, apertura pomeridiana delle scuole. Quindi il social network in primis. Esatto, il social network secondo me è uno strumento non solo di socialità ma anche di democrazia. Da questo punto di vista le istituzioni scolastiche e le famiglie dall'altra parte hanno un compito fondamentale, cioè iniziare ad educare, a trasmettere, a suggerire ai ragazzi che internet e le nuove tecnologie, i cellulari non sono solamente oggetti di divertimento o di svago, ma possono essere oggetti anche utili per una socialità con un fine, con un bene comune, con uno scopo che va a vantaggio non solo proprio ma anche della comunità di cui si fa parte. Grazie ingegnere, è tutto credo, a meno che lei non voglia aggiungere qualcos'altro. No, semplicemente augurare buon lavoro, beh, naturalmente invitare anche i colleghi politici che forse guarderanno questo video ad aprire i propri siti internet, i propri siti blog, ad interagire con chi scrive loro le email o le comunicazioni, ad essere presenti su Facebook, perché insomma porto la mia piccola esperienza personale. Il sindaco già c'è, posso confermarlo. C'è il sindaco Zanonato, ma dovrebbero farlo secondo me un po' tutti, insomma, in modo da avvicinare sempre di più, grazie alle nuove tecnologie, i giovani e i cittadini a chi li rappresenta poi nelle istituzioni. Mi sembra un ottimo consiglio, la ringrazio e buon lavoro, buona continuazione.